Oggi siamo a Fagnano Castello per visitare un'associazione molto particolare che si occupa di adulti che però sono in grado di fare delle cose meravigliose e adesso lo scopriamo insieme a Silvana Chiappetta. Ciao Silvana, Ciao, buonasera, grazie. grazie a te per averci ospitato nella sede della FADIA. Ecco, Sì, cosa vuol dire allora intanto FADI è FADIA? un acronimo che sta per Famiglie Disabili Associate, è un'associazione di volontariato composta appunto da famiglie di persone con disabilità. Ecco, voi vi occupate di adulti però. Sì, noi ci occupiamo di adulti, diciamo, dopo un ventennio di attività, quindi le persone che abbiamo preso in carico ormai 20 anni fa sono diventate adulte, Le quindi state accompagnando. le stiamo accompagnando, sì, stiamo accompagnando loro e le famiglie, perché non è possibile pensare o modulare interventi senza interventi verso le persone con disabilità, senza che nello stesso tempo si pensi anche alle famiglie di appartenenza. Di quanti adulti vi occupate? Allora, attualmente ci occupiamo di 11 adulti, erano 12, purtroppo un nostro carissimo compagno ci ha lasciato a febbraio, comunque insomma, anche lui è sempre qui con noi. Va bene, questa è una Andrea, bella il cosa. nostro carissimo Andrea. Andrea, allora, un pensiero anche ad Andrea, ma adesso spiegaci cosa fanno i vostri assistiti, ecco, chiamiamoli così, i No, vostri no, amici, i vostri ecco. amici. Assistenza è una parola brutta perché fa pensare sempre ad un rapporto di asimmetria, no? Tra chi aiuta e chi è aiutato. Invece, a pensarci bene, tutti abbiamo bisogno di aiuto e tutti possiamo aiutare. Hai Quindi ragione, devo imparare queste cose, sì, vedi? sì, le devi imparare perché sono assolutamente importanti e questo fa cambiare, no, la prospettiva di guardare il mondo della disabilità. Allora, le nostre persone con disabilità, perché ormai non sono più ragazzi, quindi non posso dire, anche se spontaneamente ci viene sempre da dire i nostri ragazzi, si recano in questa struttura per 3 pomeriggi la settimana e seguono delle attività che sono attività di educazione e di abilitazione. Questo per due motivi essenziali, sia per mantenere vivo, attivo il loro essere, le loro potenzialità, perché come è facile immaginare, già per chiunque di noi, no? Se abbandoniamo per un certo tempo una certa attività, poi non siamo poi più così bravi come lo eravamo prima, quindi ancora di più per delle persone che hanno delle difficoltà, quindi mantenere sempre un elevato livello di attenzione, di concentrazione, quindi prestare l'occhio sempre alle loro capacità che non vadano in regressione, ma siano mantenute a certi livelli, perché poi anche con l'avanzare dell'età, quindi è sempre più facile che eh, può succedere che alcune abilità vengano perdute, Dimenticate? dimenticate, quindi le nostre attività mirano sia all'accrescimento o al mantenimento di queste abilità e sia soprattutto alla quella che è l'inclusione sociale, quindi a vivere nel nostro contesto come persone a pieno titolo, portatrici di diritti e anche di doveri. Senti, dimmi subito una cosa, prima di voi, ecco, questa realtà, quella di Fagnano, aveva qualcosa che servisse in qualche modo ad includere queste persone oppure no? Allora, la nostra associazione ha una storia un po' particolare, un po' anche, come dire, contorta, no, non contorta, Travagliata, perché è tutto come abbastanza sai. lineare, sì, ecco, nel senso di travagliata, questo sì. Perché l'associazione è nata 20 anni fa, nel 1999, da un gruppo di famiglie con disabilità che si sono ritrovate insieme per rispondere ai bisogni che la disabilità comporta. E questo su promozione della dottoressa Martirani del consultorio familiare di San Marco Argentano.
Quindi le prime necessità, eh, ovviamente essendo ragazzi, essendo bambini, riguardavano proprio attività di riabilitazione e di abilitazione, quindi il linguaggio, l'attività motoria, no? E purtroppo questo nostro territorio risente fortemente di queste carenze sanitarie. Il centro i centri di riabilitazione più vicini sono a Cosenza, però spostarsi da Fagnano, da Santa Caterina, da San Marco, da Roggiano verso Cosenza e garantire la continuità di questi interventi, perché affinché questi interventi siano efficaci devono essere continui, non possono Certo. avere un carattere così periodico. Quindi questo comportava un grande dispendio di risorse, di energie fisiche, di energie economiche. Quindi il nostro primo tentativo, perché in realtà poi l'associazione Fadia si innesta su un'altra esperienza associativa che era nata nel 1991, sempre su promozione di un'altra grandissima persona che si può dire è stata quella che ha, come dire, innescato la nascita di questa nostra volontà associativa, che è la dottoressa Barbara Marano, e quindi provocatoriamente ha chiesto di trasformare una mia esperienza familiare, una nostra esperienza familiare, in un'esperienza di comunità. Quindi da lì abbiamo cercato di creare degli interventi che riguardavano la logopedia, la psicomotricità, la musicoterapia. Ecco, poi via via quanto la Fadia è rinata nel 1999, quasi contestualmente è nato anche il centro arcobaleno a San Marco Argentano, che era un centro socioeducativo nato con una legge 285 che riguardava l'infanzia e l'adolescenza. Quindi è nato come un centro per minori, per disabili, questo su promozione delle amministrazioni comunali, a dire il vero, dell'amministrazione di San Marco in primo luogo come soggetto promotore, e poi in rete con l'amministrazione comunale di Fagnano, di Mongrassano e di Cervicati. E quindi dopo un anno dalla nascita di questo centro noi ci siamo trovati a gestire e a programmare le attività. E questo l'abbiamo fatto per 20 anni, l'abbiamo fatto fino al 2018. Quindi questo centro è diventato un riferimento importante non solo per la disabilità del territorio, ma anche per il volontariato, perché le iniziative che abbiamo promosso sono state tantissime, non solo in favore dei nostri ragazzi, perché effettivamente allora erano ragazzi, ma anche e soprattutto nei confronti della comunità, proprio per promuovere la cultura dell'accoglienza, la cultura delle pari opportunità e soprattutto ecco, questo movimento culturale che fa vedere la disabilità come una condizione. E io ti ho fatto raccontare tutto questo perché vorrei far capire che ci guarda, che non sono cose improvvisate No, queste, e che assolutamente, vengono appunto da assolutamente. una storia, quindi c'è tanta esperienza dietro un'attività come la vostra. Adesso parliamo delle attività che quindi fate. Allora arrivano queste persone qui da voi. Arrivano Ecco, che cosa queste gli fate fare? Vabbè, l'attività e le giornate sono ben strutturate, quindi c'è un primo momento di accoglienza in cui come un gruppo di amici i ragazzi si ritrovano, si raccontano com'è stata la mattinata, com'è stata ecco, il vissuto familiare, il vissuto quotidiano. E poi vengono suddivisi in gruppi e noi abbiamo delle figure educative riconosciute, cioè il nostro non è un luogo di intrattenimento, ecco, è un luogo dove le attività sono altamente qualificate perché ci sono degli operatori professionisti. Quindi abbiamo due educatori, un assistente sociale, un arte terapeuta e un operatore socio-assistenziale.
E le attività poi sono sostenute ovviamente dai volontari, che sono soprattutto le mamme e le sorelle. Ecco, E quindi le che quindi attività sono. imparano anche come si fanno certe cose. Certo, certo, le attività sono tante, sono laboratori creativi dove si lavora di cartotecnica, dove si lavora la carta, materiali di riciclo, abbiamo il laboratorio di informatico, quindi utilizzando software proprio adatti a loro, sia eh, l'attività informatica serve per potenziare sempre queste abilità cognitive e sia anche come attività ludica, come giochi, eccetera. Insomma. Quindi si divertono pure, Certo che si certo. divertono, perché se no non ci verrebbero. Io ho visto anche un Poi, forno, in uno dei vostri locali c'è un forno. Ecco, a cosa serve questo allora, il forno? forno riguarda l'attività della lavorazione della ceramica, che è nell'attività di arte terapia. Quindi, oltre alle arti figurative, c'è anche questa della lavorazione della ceramica, che è un'attività ormai consolidata, perché la svolgiamo praticamente dall'inizio È stata della una delle nostra prime impresa. attività, insomma. Eh? Una delle prime attività che Sì, avete sì, è fatto. stata una delle prime attività, appunto che è tenuta da Yolanda Raimondi e i ragazzi ormai alcuni sono diventati veramente molto, molto bravi, però ovviamente come in tutti i processi educativi quello che per noi è importante non è poi il prodotto finale, la bellezza delle rifiniture, eccetera. Quello che conta è tutto il processo cognitivo e abilitativo che sta dietro alla realizzazione di un manufatto. Come si dice, il bello di un viaggio è il cammino, non tanto la Perfetto, meta, è così. bravissimo, hai perfettamente centrato, ecco. Ecco, allora Tutto loro per. fanno queste cose. Ho visto anche delle cose che riguardano il carnevale, perché voi siete rimasti un po' Sì, bloccati noi, cioè con la purtroppo, ecco, il pandemia. centro è rimasto fermo, questo centro, non le nostre attività, è rimasto fermo alla lockdown, insomma. Quindi era appena finito il carnevale e quindi avevamo preparato i vestiti con la carta crespa, altre. Cosa avreste eh, fatto? Una festa? Cosa... sì, avremmo fatto una festa, poi vabbè, la festa purtroppo è stata pure, diciamo, eh, rimandata a causa della scomparsa di Andrea, come dicevo prima, quindi. Però noi, ovviamente i ragazzi hanno anche bisogno di scansioni temporali e spaziali, no? Per esempio quello che è la costruzione, ogni giorno costruiscono il calendario, quindi attraverso delle figure, dei colori, identificano il mese, il giorno, la stagione. Gli appuntamenti fissi, diciamo. E poi ovviamente le feste, le feste stagionali sono importanti per affinché loro acquisiscano pienamente, no? La dimensione del tempo e dello spazio in cui si trovano. Ecco, questa manualità poi aiuta proprio praticamente anche a sentirsi padroni di se stessi. Sì, certo, li aiuta soprattutto a realizzare se stessi, no? Questo è vero per ciascuno di Ah, noi. Se noi stessimo sempre seduti, fermi a non fare niente, ci sentiremmo delle persone inutili, no, no, no? ma anche quando uno di noi fa un lavoretto a casa e aggiusta, che so, la presa elettrica, si Vabbè, sente meglio si perché sente dice ci sono realizzato, riuscito. Ecco, certo. quindi. È ovvio che le attività sono importanti perché fanno accrescere il loro senso di stima verso di sé, verso i loro compagni, verso i volontari, verso tutte le persone che ruotano intorno a questa esperienza, a questo progetto, Allora, noi come adesso vogliamo siamo in definirlo. questa sede, però poi avete anche delle iniziative che si realizzano fuori, in Sì, montagna. allora, noi appunto a causa dell'emergenza epidemiologica abbiamo dovuto rimodulare il nostro progetto di attività. Quindi gli spazi non ci consentivano di lavorare in sicurezza e quindi abbiamo scelto per questi mesi estivi di fare delle attività all'aperto grazie alla collaborazione dell'ANPOR, dell'Associazione Nazionale Forestale,
che ha un bellissimo parco botanico qua a pochi chilometri da Fagnano. Quindi era un luogo privilegiato che si presta bene a consentire questa ripresa delle attività, perché noi dal 5 marzo abbiamo dovuto chiudere, quindi abbiamo poi organizzato delle attività a distanza con i nostri ragazzi, ma ovviamente questa cosa non Già ha, è non ha difficile anche lavorare a sortito, ecco, distanza, sì, quindi non ha immagino che sortito l'effetto che pensavamo, insomma, perché ovviamente, il contatto umano è ecco, importante, la per fortuna relazione è aggiungerei. importante, come d'altronde è un po' per la scuola, no? Io come insegnante l'ho verificato anche a scuola, cioè la didattica a distanza ha funzionato, ma fino a un certo punto, perché la scuola è relazione, così come questa nostra esperienza è relazione, cioè come tutta la nostra vita è relazione, Certamente. quindi Cosa si fa se in ne- questo parco botanico? allora, in questo parco si fanno delle attività di educazione ambientale. Allora, devo dire che queste attività le dobbiamo anche alla grande generosità, alla grande disponibilità del signor Pasqualino Magno, che è insomma il titolare di questo parco dell'Anvor. Quindi appena gliel'abbiamo proposto, lui ha subito accettato con grande entusiasmo l'iniziativa, quindi faremo insieme a lui insieme all'Anvor delle attività di educazione ambientale, quindi la natura è di per sé uno strumento educativo privilegiato, quindi saremo sicuramente in un posto favorevole affinché appunto tutte quelle abilità di cui parlavo prima, quel processo educativo che è già in atto venga favorito e potenziato. Quindi conosceranno i nostri ragazzi la flora, la fauna del parco, realizzeranno un laboratorio fotografico, ehm, Siete ancora faranno all'inizio di del... tutte queste attività? Sì, poi realizzeranno anche un orto naturale, sia un vivaio di fiori che di piante, di ortaggi. Insomma, bella attività E che poi durerà fino a faranno quando? sempre Ecco, voi questa... pensate di Allora, noi estenderla? pensiamo abbiamo iniziato il 29 giugno e pensiamo di concluderla a settembre, insomma, alla fine del 30, il 30 settembre. Quindi tutta La cosa l'estate la bella di questo passerete. progetto è che abbiamo anche riscontrato il favore dell'amministrazione comunale di Fagnano, che ci ha messo a disposizione uno scuolabus, anzi uno scuolabus di nuovo acquisto, quindi che loro non avevano mai usato, quindi è stata pure è questa pure una bella occasione per inaugurare questo mezzo di trasporto. Quindi questo, no, stabilisce una collaborazione virtuosa, utile Allora, perché Silvana, ecco, i lavori sono belli quando diventano, come dice il nostro parroco, un noi. ecco, a proposito, tu hai toccato, hai citato il comune, ecco, il rapporto con le istituzioni, questa è una domanda che faccio Allora, il sempre, rapporto con le che è istituzioni è sempre, importante. sì, è importante ed è sempre un rapporto, come dire, difficile. Un rapporto difficile perché la visione, la nostra visione è sempre, parlo della visione dei servizi, eh, è diversa dalla visione che può avere un'amministrazione. Noi abbiamo dovuto lasciare il centro arcobaleno di San Marco nel 2018 e ce ne siamo venuti qui a Fagnano proprio per questa diversa visione che si ha dei servizi. Cioè un'associazione di famiglie guarda al servizio che deve servire alla persona, ok? Quindi quello che noi desideriamo che avvenga è che questi servizi, una volta avviati, una volta implementati, eh, devono essere anche monitorati, devono essere anche valutati. Si deve avere sempre questo dialogo stretto tra l'amministrazione, tra le amministrazioni che gestiscono questi servizi e le persone.
E questo non sempre succede, ecco, perché nelle amministrazioni non c'è la cultura del sociale. Il sociale è sempre residuale, è sempre... Quello che avanza viene Ecco, dedicato al sociale. anche se per esempio adesso i fondi sulla disabilità sono tanti. Ci sono i fondi della non autosufficienza, della vita indipendente, del dopo di noi. Però si tratta proprio di capire che questi servizi riguardando le persone costruiscono soprattutto beni relazionali. E questi beni non è la costruzione di una strada, non è la Che già costruzione non di si un fa, già non si eh, fa la strada, ecco quello è il di un problema. pezzo di fognatura, no? Che magari Certo, è facile valutare se è stato efficiente, efficace, eccetera. Valutare una relazione, quindi il benessere non solo fisico, ma soprattutto, no? Della persona nella sua interezza, dovrebbe comportare tutta la messa, eh, mettere in atto, mettere in essere tutta una serie di strumenti, eh, di sistemi, ecco, certo. di Spesso sistemi. restano le belle parole, ma poi non si arriva alla Sì, sostanza. purtroppo è così. Senti Silvana, mi dici una cosa che voi vorreste fare qui nell'associazione che ancora non siete riusciti a fare, un vostro sogno nel cassetto. Il nostro sogno nel cassetto è costruire una struttura per il dopo di noi, perché quella del dopo di noi, cioè che cosa sarà delle persone con disabilità quando verranno a mancare i genitori, è un grande problema, un grande enigma e noi adesso lo stiamo vivendo perché i ragazzi sono adulti e i genitori sono avanti negli anni, quindi il pensiero di che cosa sarà di loro quando non ci saranno più i genitori è un pensiero veramente devastante se non si ha una prospettiva, se non si ha un sogno a cui puntare e lavorare per realizzarlo. Beh, chissà se le istituzioni vi aiuteranno in questo. Speriamo, noi stiamo lavorando per elaborare un'idea perché qui a Fagnano c'è una grandissima struttura che è sorta forse 30-40 anni fa, non mi ricordo, eh, che che è nata proprio come centro per persone con disabilità. E poi? Quindi, e poi come tante cose nostre, adesso è diventato una struttura abbandonata, oggetta di vandalismo, eh, era quasi completata, peccato, c'erano porte, servizi, purtroppo adesso è stata completamente devastata, Si può quindi ripartire da lì, quindi. si potrebbe ripartire da lì, con un grande progetto di sistema, con una grande volontà politica, politica in senso lato, non solo da parte delle amministrazioni o delle Certo. amministrazioni, ma proprio della comunità. Utilizzando questa parola proprio anche nella maniera Sì, nobile, quella sì, della sì, sì, politica, sì, ecco. sì. Ecco, se riusciamo a costruire questo progetto politico, credo Beh, che incrociamo le dita. incrociamo le dita, sì. Silvana, sei stata straordinaria, grazie per Grazie a averci voi. raccontato l'associazione Fadia di Fagnano Castello. In bocca al lupo allora a te e ai tuoi amici. Grazie, ne abbiamo veramente bisogno.